I centri sociali, il Pedro, Quadrato Meticcio, Spazio Stria e Polisportiva San Precario si sono dati appuntamento alle 19:30. I militanti di estrema destra di Forza Nuova si ritroveranno in sit-in intorno alle 20. Un venerdì sera ad alta tensione quello che si annuncia all'aeroporto Allegri e lungo via Sorio, un'area di Padova che sarà blindata per evitare frizioni tra i due schieramenti. Forza Nuova protesta contro la politica di accoglienza del governo nei confronti dei migranti. Il Pedro è pronto a dare a tutti il benvenuto. Proprio all'Allegri, dove sta già lavorando la Croce Rossa, saranno allestiti almeno una quarantina di posti per ospitare i migranti che qui verranno trasferiti dalla palestra comunale di Feriole di Selvazzano. Non un hub, continua a ribadire il sindaco Sergio Giordani, che in tal senso ha avuto rassicurazioni dal prefetto Messina. Vi garantisco c'è rapporto di collaborazione, però il rapporto di collaborazione si esaurisce nel senso che quello che possiamo dare abbiamo dato, tipo le scuole è stato corretto a restituire in tempo utile per essere accessibile alle scuole. Noi ricordo che avevamo già l'ostello occupato, dovevamo fare dei lavori a breve di ristrutturazione, dove c'è accoglienza invernale occupata, abbiamo dato praticamente a posto, avevamo 150 persone per 6. Non aveva più un buco. Fino a 50-60 persone la gestione da parte delle cooperative è possibile, continua il primo cittadino di Padova, che a Ferragosto ha messo a disposizione della prefettura le palestre di 2 scuole. Questo resta l'auspicio di Giordani, che conclude. Sono molto amareggiato e dispiaciuto dall'atteggiamento di qualche paese europeo, veramente scioccante. L'Europa deve capire che deve dare una mano, il governo deve battere i pugni su questa faccenda perché non possiamo essere lasciati soli.